Dai Giorgia, a Ferragosto andiamo a vedere a Barbie insieme. Ah, che bello, eh? E ora racconta la storia di una giovane ragazza bionda piena di ideali che però dopo si scontra con la realtà e diventa un'altra persona. Ah, non ti dice niente come trama, senz'altro, immaginavo. Dai, vieni Giorgia, Italo Disco, scusa se insisto, ma hago provare a chiamare un po' che ad esempio non viene nessuno, ah. Re Carlo non viene. Oi, King Carl, how we go, come andiamo? Clean, puito. Attention, te chiamavo per Ferragosto, I call you for Ferragosto, Iron, August. Te andiamo a vedere a Barbie, we see Barbie. Ah, te si senza macchina te che c'è pa e a tempestata anche a te. Guarda, hai te detto che ti ha fatto a settembre, sì, lo so, come tutti quanti, everybody, sì, sing a song, everybody sing a song. Sta attento, ascoltami, pensavo che te avessi uno che ti sistemava i veri, Carl Glass, hai detto capire Carlo? Carl Glass, ho fatto la battuta su, Carlo, e sei in casa? Era Carlo mega messo su. Dopo ho provato con Ellie. Einstein, polizai! Sociano come sia Ellie! Achtung, vieni a vedere a Barbie con me Ferragosto. Dai, che bello! Ascolta, ti avviso che forse che sia anche a Giorgia. Ah, non è un problema, te vai d'accordo? Bene! E va d'accordo. L'unica roba in Italia che fa opposizione è se Giove con la luna ostrega. Ascoltami, mi raccomando, te sai che va di moda indossare una roba rosa per andare in sala a vedere Barbie. Quello che te vuoi, mi metto a gravata. Ah, e ora non te viene? Ah, l'armo cromista te fa segno di no. E rosa non va bene, niente, Ellie. Niente, peccato, ti immaginavo con rosa, Ellie. Ellie bellissima, lasciatelo dire, cantare cose. Vabbè, sarà per la prossima. Ciao Stellina. E sicché anche a Ellie niente. Allora ho provato con Renzi e Calenda. Aiuto, pare ad essere so casa Vianello. Ma Matteo, Carlo dice che se te vieni Tino, vieni io. Ok. Carlo, Matteo dice che lui invece è aperto ma non vuole le poltrone attaccate. Il problema è che qua non sei poltrone attaccate al cinema, se chi si attacca le poltrone, ostrega. Sì, ok, aspetta. Matteo Carlo dice che non te vuoi neanche da distante. Ok. Carlo? Carlo sta buono, sta urlando su orecchie. Matteo aspetta, ragazzi parlatevi tra di voi, dai, fai presto che ho il telefono scarico qua, che a il telefono come il vostro partito, sotto il 3%, mo vive. Niente Giorgia, i gabaruffano e vieni anche a iori. Rimaniamo io e te, vestiti di rosa, Barbie Melon e Ken Contin, ti immagini tu? Non ti sento convinta. Aspetta, ho un'idea, ascoltami, adesso va di moda vestirsi come il film e ora femo così, ascoltami, se mettiamo una mimetica, togliamo un paro di bombe a mano e andiamo a vedere Oppenheimer, Fatta, senz'altro Giorgina!